Ci troviamo in una terra dove sembra che il mare, il sole e le spiagge bianchissime possano essere l'unico motivo per venirla a visitare. E invece esiste anche tantissimo altro ed è proprio questo il motivo per cui siamo qua. Nuraghe, pozzi sacri, tombe dei giganti, menhir e tantissimo altro sono i veri motivi per cui noi ci troviamo qui, per potervi mostrare queste bellezze e per potervi invitare a vedere tutto ciò. Questa è una terra che ha visto il susseguirsi di tantissime civiltà, di tantissimi probabili conquistatori che alla fine non sono riusciti a conquistare questa terra. Col nostro canale noi facciamo un viaggio a ritroso nel tempo assieme a voi. Siete pronti per fare questo viaggio con noi? Benvenuti in questa terra e benvenuti con noi in Sardegna. Quando carusignolo di pesa sa volare, pare spoltare sa spumal de oro, che lo tesoro che era alziato a volo, ma che lo tesoro che sa alziare a volo, Siamo a 350 metri sul livello del mare in località Quartuzzu nell'Interland cagliaritano e stiamo visitando la tomba dei giganti di Isconchas. La visiteremo all'esterno, all'interno e poi anche mediante il drone, ma adesso ci accingeremo ad effettuare, diciamo, una perlustrazione attorno al perimetro. Andiamo! Posca saltura torra sa piegare, ma posca saltura torra sa piegare, Qui siamo in presenza di due focolari, sembra. Ci sono purtroppo dei residui, diciamo, abbastanza attuali, ma forse avevano una destinazione d'uso molto simile anche allora. E qui possiamo vedere lo sviluppo di tutta la tomba, che è lunga circa 8 metri, il corridoio interno è lungo circa 8 metri e come potete vedere è degradante, quindi si abbassa come altezza man mano che appunto dall'esedra si arriva fino al fondo del corridoio. Come possiamo vedere la parte soprastante è completamente chiusa e da qui ci riportiamo alla parte anteriore per poter analizzare, vedere insieme come è stata costruita l'esedra e anche l'entrata. Come potete vedere si tratta di una tomba dei giganti che è costituita da pietre di granito. Abbiamo un'ampia esedra con una porta che presenta un architrave
molto grande appoggiato su due stipiti e sulla sinistra un betile che rappresenta appunto la fertilità, è un simbolo di fertilità. Ora proviamo ad entrare all'interno della tomba. Seguitemi. Ecco, diciamo che l'ingresso non è uno dei più agevoli, però ci si riesce e fortunatamente riusciamo poi a metterci in posizione quasi eretta. La prima cosa che notiamo è lo sviluppo interno delle pareti che appunto salgono unendosi, essendo state costruite con la tecnica dell'aggetto. Man mano che proseguiamo lungo il corridoio, l'altezza si riduce fino ad arrivare alla chiusura del corridoio. Come possiamo vedere nella sommità, la parte finale è stata appunto chiusa con delle pietre grosso modo a piatta banda. È veramente molto affascinante riuscire ad arrivare qua dentro. Ora possiamo riguadagnare l'uscita. Stiamo anche capendo perché questa tomba è meta di tanti visitatori, perché comunque secondo noi è veramente in un discreto stato di conservazione e permette una visita all'interno senza particolari problemi, a parte le modalità d'accesso. Abbiamo terminato la visita a questa stupenda struttura. Vi ricordiamo di venirla a visitare, vi invitiamo a venire a visitare perché è veramente un esempio stupendo, vista anche la possibilità di poterla visitare anche all'interno. Vi ricordiamo di visitare i nostri canali YouTube, Facebook, Instagram, mettere i like, commentare e interagire con noi. E che dire di più? Alla prossima! Alla prossima, arrivederci! Ciao. Ciao.